Presidente Fedriga, assieme agli altri governatori del nord, anzi Lombardia più Veneto, Trentino Alto Adige, avete firmato una lettera in cui chiedete la possibilità di mettere in quarantena che bambini, immagino anche docenti, che arrivano dalle zone della Cina affette dal coronavirus. Perché? Ma c'è una circolare del Ministero che prevede che per chi rientra da zone affette dalla Cina, quindi non da qualsiasi parte della Cina, si possa prendere parte alle lezioni, entrare in classe normalmente. Dicono solo per i bambini più piccoli che il corpo docente non deve stare attento al fatto che non mettano in bocca oggetti, giocattoli ed altro. Mi sembra un pochino surreale, intanto ovviamente come raccomandazione, perché sappiamo i bambini quello che avviene nelle classi, magari proprio nelle classi dei bambini più piccoli. E quindi noi chiediamo che venga utilizzata quella precauzione doverosa per chi rientra dalle zone affette dalla Cina. Insomma, Cioè, i 14 giorni di isolamento. Esatto, i 14 giorni di isolamento, perché ricordiamo che già oggi i nostri connazionali che rientrano dalle aree colpite, ovviamente la provincia più colpita che è quella di Wuhan, hanno la quarantena, quindi la possibilità di monitorare il soggetto stesso, visto che la stessa OMS ha detto che si può trasmettere anche da un soggetto asintomatico. Non è il caso comune, ma può essere. Quindi penso che nelle scuole, soprattutto per i bambini più piccoli, bisogna e se necessario utilizzare la massima precauzione, quindi abbiamo chiesto al Ministero la possibilità di rivedere la circolare e quindi garantire la massima sicurezza nei nostri istituti scolastici. Ma che voi sappiate, ci sono bambini o docenti in rientro dalla Cina? Allo stato attuale non abbiamo notizie di questo, ovviamente la circolare è una circolare che ha emanato il Ministero, noi chiediamo una correzione alla circolare stessa.